Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay di Hitman Absolution. Quest'oggi vedremo un po' di continuare la nostra campagna in single player. Ci ritroviamo di fronte a una bella discesa nei pressi della fabbrica del nostro caro amico Dexter. A quanto pare è piena di tunnel minerari e brulica di guardie, soprattutto al piano terra. Quindi dobbiamo essere molto ma molto cauti per infiltrarci nella fabbrica tramite il complesso principale, dove si ritrovano uomini con giubbetti antiproiettili leggeri, armi soprattutto da task force, e dobbiamo stare molto cauti per individuare quindi l'uscita ed accedere alla nostra fabbrica. Allora, vediamo un po' quello che riusciamo a fare. Questa è ovviamente la nostra cara amata fabbrica, l'abbiamo vista anche nel gameplay precedente. Allora, vediamo un po' quello che possiamo fare. Dobbiamo scendere un paio di piani, come dice appunto la nostra piccola mappa. Ok, qua c'è anche una bella sporgenza. Andiamo. Attenzione che qua mi sembra che non regga il peso del nostro Hitman. Siamo alti almeno 100 metri. Guardate un po', se cadiamo di qua non credo che la nostra capocciona pelata rimbalzi. Quindi attenzione. Oh, una bella scaletta. Andiamo. Sì, deve essere per forza una miniera. Guardate un po', c'è anche un bel mulino qui accanto a noi, una specie di mulina d'acqua. Allora, andiamo. Qua c'è Pronto? qualcuno. Sì. Ah, ok. Vediamo, hai provato a riavviarlo? Sì, è la piccola luce verde sul modem, sta lampeggiando. E che ha Sì, problemi a quella DSL il con la nostro scritta amico? DSL. Non ci pensare più, amico mio. Non ti disperare. Aveva dei problemi alla DSL, anche lui. Mamma mia. Allora, l'abbiamo fatto secco. Proviamo a entrare qui dentro. Oh, allora, vediamo un po'. È stato addirittura occultato il cadavere, quindi non abbiamo perso nessun punto. Siamo finiti in una specie di armeria. Diamo un'occhiata. Due guardie davanti a noi. C'è anche una specie di segnalino rosso là in basso. Deve essere una specie di allarme. Stiamo molto attenti. Questa deve essere una specie di armeria perché ci sono queste mine di prossimità, quindi stiamo molto attenti. Sono pericolose le mine di prossimità, meglio prendere una bella radio. Teniamocela con noi. Non so le mine di prossimità quanto possono essere utili fino adesso. Magari possiamo attirare qualcuno con la nostra bella radiolina, visto che può essere anche applicata senza essere lanciata. Ok, proviamo a passare dall'altra parte perché la prima via mi sembra appunto molto ma molto difficile. Ok, vediamo un po'. Vediamo di arrivare all'obiettivo prima di non romperci il collo. Attenzione. Perfetto, procediamo. Allora, vediamo un po'. A quanto pare la nostra mappa afferma che ci sono determinate guardie vicino a quel settore, vicino a questa sorta di baracca. Vediamo un po', diamo un'occhiata. Olè, arrivati. Arrivo subito. Eccoli, si sentivano infatti delle voci. Aspetta. Diamo un'occhiata. Dobbiamo fare molta attenzione. Abbiamo l'ordine di stare allerta. Lo so. Ora rilassati. Abbiamo già rafforzato i controlli. Guarda Tre qua. guardie, una appunto su quella specie di piano rialzato, probabilmente Sì, sono se ne è armate. occupato Bob. Vediamo un po' di attirarle. La nostra radio potrebbe essere Sì, usata me nella ne maniera sono occupato migliore. io. Vediamo un po' di lasciarla qui in terra e attivarla. Ok, perfetto. Conosciamo a memoria. Eccoci qua, l'hanno sentita. Vediamo un po' se viene qualcuno qui fuori, se possiamo magari stordirlo dietro questa specie di parete rocciosa. Vieni qua, amico mio, sta specie di Fonzi. Vediamo di neutralizzarlo. Avanti, prima che arrivi l'altro. Perfetto. Vediamo innanzitutto di nasconderlo dall'altra parte del precipizio. Perfetto, occultiamolo. Tirati su, amico mio. Olè. Viaggio di sola andata. Attenzione che sta arrivando anche un altro. Probabilmente avrà sentito anche lui la radio. Ecco, uno dopo l'altro. È come portare dei passerotti a un gatto. Eccolo qui. Vieni, bello. Addirittura barbetta abbiamo qui. Vediamo di soffocarlo. Hanno lasciato a terra qualcosa. Scheda magnetica. C'è anche una specie di mitragliatore moderno. Occultiamo anche la nostra barbetta. Vai via, amico mio. Perfetto. Attenzione che ce la stiamo cavando abbastanza bene. Allora, la scheda magnetica, vediamo a cosa può essere utile. Diamo un'occhiata innanzitutto nella nostra, come dire, nel nostro inventario. Allora, vediamo la chiave magnetica di una serratura elettronica. Ci devono essere delle serrature molto particolari, quindi all'interno. Allora, la radio possiamo prenderla adesso che ci è stata molto utile. Vediamo un po'. Allora, probabilmente il pezzo grosso è andato da qualche parte. Vediamo un po'. Eccolo lì, vediamo se possiamo interagire con lui. Non c'è nessuno che ci guarda. Vieni qua, bello. Potevo addirittura spingerlo, però non ero sicuro che sotto l'ambiente era abbastanza libero. Quindi meglio eliminarlo in questa maniera. Perfetto, rapidi e veloci. Vediamo su che cosa stavano confabulando. Prova. Perfetto, questo aumenterà notevolmente il nostro punteggio. Collezionista di prove, 1 su 4, molto bene. Vediamo qui dentro. Radio con cacciavite. No, la radio è stata abbastanza utile, quindi vediamo di procedere verso il basso. Allora, vediamo un po'. Ci sono due guardie, come dice. Oh!
Dannati, anche su Far Cry rompono le scatole questi dannati pipistrelli. Vediamo un po', qui non c'è alcuna uscita. Ancora questi dannati elicotteri russi. Ma lasciateci in pace. Vediamo un po', scendiamo ancora al piano inferiore. Oh, oh, attenzione, cosa c'è qui? Calma, ci devono essere delle guardie. Vediamo un po', eccone una, si sta fumando una bella sigaretta. Oh, Faremo tardi alla riunione. Merda. Possiamo ancora farcela, no? Di sicuro è meglio muoversi. dannazione, meglio attirare qualche guardia qua su. La nostra radio potrebbe essere usata nella maniera identica a quella precedente, ok? Utilizziamola. Perfetto. Vediamo un po', nascondiamoci. Vediamo se arriva l'uomo sigaretta lì, quella specie di fumaiolo. Eccolo qui. Avanti, queste sono le hits degli anni 80, amico mio. Vieni qua, facciamoci un balletto. Eccolo il baffetto. Vieni qua, bello. Olevi le hits degli anni 80. Eccoti servito. Perfetto, neutralizziamolo. Avanti, amico mio. Questa radio davvero molto ma molto utile, perché è davvero un'arma a doppio taglio. Vediamo di prenderla. Ok, il nostro caro amico possiamo portarlo al piano superiore. Ah, pesantone, eh? Mamma mia. Vediamo di gettarlo da questa parte della scogliera. Recuperiamo qualche punto. Perfetto, amico mio, stai calmo, non ti succederà nulla. Oh mio Dio del volo che ha fatto. Vediamo un po'. Allora, stavano parlando di qualcosa, una riunione. C'è qualcosa di strano. Diamo uno... Oh! Di cosa si è accorto questo dannato? Deve essere qua fuori, eh? Vediamo un po'. Calma. Vai via. No, no. Dannazione, mi hanno visto. Maledizione. Via, 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 via. Dobbiamo fuggire. Dannazione, devo trovare un altro equipaggiamento. Maledizione, devo fuggire. Mi hanno visto gettare un cadavere addirittura dalla montagna. Maledizione, devo attendere di trovare un riparo. Vediamo al piano superiore se c'è qualcosa disponibile. Maledizione, vediamo un po'. Possiamo scendere di qua. Perfetto, rimaniamo in questa posizione, non credo che ci vedranno. Perfetto, stato ricercato, me la sono vista davvero brutta, però siamo stati molto fortunati che non ci hanno visto in faccia, quindi l'equipaggiamento che abbiamo non è stato riconosciuto da parte di tutti. Allora, vediamo un po' cosa stanno combinando. A quanto pare stanno facendo una specie di riunione qui intorno e il nostro obiettivo deve essere appunto dietro questa specie di arco, come dice appunto la nostra mappa, quindi dobbiamo stare molto attenti. Allora, attenzione, speriamo che gli avambracci del nostro caro Hitman reggano per un po' di tempo, vediamo un po' cosa c'è da quella parte. Allora, davvero brulica di guardie. Adesso mi sta venendo un'idea, magari possiamo usare qualche mina... Oh, oh! Oh mio Dio! Mamma mia! A quanto pare c'è una specie di porta qua davanti a noi. Non possiamo aprirla perché probabilmente è chiusa dalla parte di dentro, dannazione. Allora, vediamo un po' come possiamo raggiungere quel luogo. La storia sta diventando abbastanza complessa. Mi sa che possiamo utilizzare qualche mina di prossimità per attirare l'attenzione magari al piano di sotto. Vedremo, facciamoci un giretto, magari con calma, per evitare altre problematiche. Allora, vediamo che cosa è successo. Non ci hanno riconosciute, questo potrebbe essere molto ma molto importante. Vediamo un po'. Ah, qua c'è una specie di porta. Perfetto, possiamo sbloccarla con la nostra bella chiave magnetica che abbiamo preso. Vediamo di procedere al piano inferiore e dare un'occhiata a quella specie di riunione. Allora, la radiolina potrebbe esserci ancora molto utile. Eccoli qua. Ah, qua ci sono delle mine di prossimità, perfetto. Forse la soluzione si è presentata da sola. Attenzione, attenzione. Calma, maledizione, mi ha dovuto fare sprecare per forza un goccio di istinto. Allora, vediamo un po' le guardie che ci sono qua sotto. Vediamo di attirare il nostro caro amico nuovamente con la radio. Ci deve essere qualcuno che rompe le scatole. Vediamo un po'. Perfetto, ecco il bersaglio che ci stava individuando. Vieni qua, amico mio, fammi prendere il tuo cappellino. Vediamo un po' se arriva. Eccolo. Dobbiamo studiare un piano abbastanza efficace. Visto che ci sono delle mine di prossimità possiamo attirare l'attenzione di tutti. Però facciamo secco il nostro barbetta. Vieni qua, amico mio. Olè. Potrebbe essere un problema, quindi, perché continua a pattugliare avanti e indietro verso la zona della ferrovia. Quindi eliminiamolo, perfetto. Mettiamolo un pochino più in dentro, magari per evitare occhi molto difficili. Allora, prendiamo la nostra radio, perfetto. Mettiamolo ancora un po' più in dentro, dannazione. Vediamo un po', perfetto. Vediamo un po' dove andare. Allora, la mina di prossimità potrebbe essere molto ma molto utile. Vediamo qui cosa c'è. C'è qualcuno che fa il guardone. Vediamo un po'. Eccola lì la mina di prossimità. Vediamo di utilizzarla nella maniera proprio adeguata. Scambiamola. Perfetto. Allora, diamo un'occhiata. Sono tutti radunati lì, eh?
Allora, vediamo quello che possiamo fare. Magari possiamo lanciare la mina di prossimità laggiù e spararla con le nostre Silver Baler. Proviamoci. Ok, dobbiamo però metterci in condizioni di lanciarla. Potrebbe essere un'idea. Avanti. No, forse un pochino più lontano, Hitman. Dannazione. Così ci notano però. Proviamo. Ok, andiamo. Perfetto. Quando senti qualcosa di strano, vai a vedere che cazzo è. Non hai fatto il corso? Amico mio, il corso, ricordatelo. La mina di prossimità, ragazzi. Ecco! Dovevamo diminuire. Sparate dritto. Dovevamo chiamare i rinforzi. Non abbiamo forze sufficienti per farcela. Perfetto. Andiamo, andiamo, andiamo. Perfetto. Dove siamo finiti? Dov'è l'uscita? Oh! Dov'è che l'ho già visto? Mamma mia, dove siamo capitati? Non riesco neanche a capire l'uscita. Vediamo un po'. Abbiamo ancora un po' di istinto. Perfetto. Procediamo. Avanti. 2 passi. Uff. Ce la stiamo facendo. Eh? Avanti, l'ultimo bersaglio. Passa, amico mio. Perfetto. Andiamo. Con un po' di fortuna riusciremo ad arrivare al nostro obiettivo. Avanti. Mamma mia, forse ce l'abbiamo fatta. Avanti, 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 avanti. Ripristina l'energia elettrica. Vediamo un po', forse ci sono tutte le guardie su. Presto, 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 presto. Dai l'energia elettrica. Come facciamo ad attivarla? Dannazione. Presto. Maledizione. Vediamo un po'. Com'è possibile farlo? Vediamo. Stiamo ancora in stato ricerca. Forse non è possibile. Vediamo un po' dall'altra parte. Diamo un'occhiata al taccuino. Vediamo un po'. Allora, buio pesto, senza corrente. È improbabile che l'ascensore funzioni. Devo trovare il generatore e ripristinare l'energia elettrica. Ok, ma forse non possiamo farlo perché siamo in stato ricercato? Vediamo un po'. Ah, forse hanno trovato dei cadaveri, dannazione. Come possiamo fare a ripristinare l'energia? Maledizione, devo sparare addirittura. Trovato corpo? Vediamo un po'. Questo è l'ascensore, molto bene. Ma come possiamo attivare la nostra energia? Vediamo. Maledizione. Vediamo da questa parte cosa c'è. Forse sono riuscito a capire, ragazzi, che questo è il bottone di emergenza per far salire l'ascensore. Potrebbe darsi. E che la corrente venga attivata dall'altra parte, ovvero in questa zona. Forse al piano di sopra ci deve essere qualcosa. Andiamo a dare un'occhiata. Vediamo un po' adesso che le guardie stanno andando via. Vediamo un po' quello che sta succedendo. Ok, ci deve essere qualcosa. Ah, eccolo lì il pulsante dell'energia. Dannazione. Oh, 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 oh. Tiriamo la leva, perfetto. Adesso deve essere attivato il tutto. Molto bene, energia elettrica ripristinata. Andiamocene via. Dannazione, che sono andato diretto al piano di sotto. Pensavo che ci fosse qualcosa. Ok, avanti, avanti, andiamocene via di qui. Attiviamo il generatore. Molto bene. Presto, dannato ascensore, tirati su. Avanti, 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 avanti. Presto, guardate che figo però l'ascensore, eh? Ok. Avviamo l'ascensore e scendiamo al piano di sotto. 19.578 punti. Mamma mia, fatemi sapere, ragazzi, cosa avete combinato voi, eh? Allora, vediamo un po'. Oh mamma mia, bruttissimo scendere in queste miniere. E proprio stavo per perdere proprio alla fine, perché non capivo come far funzionare il generatore. Ma ce la siamo cavate abbastanza bene. Perfetto, piano terra, uomo bionico 2, sbloccato, chissà dei potenziamenti che abbiamo ottenuto. Allora, vediamo un po' dove siamo finiti. Stabilimento. Diamo un'occhiata nel taccuino, qualcosa disponibile a questo, Dexter come dire, Industries. a questo luogo. Il complesso principale della Dexter Industries, riservato principalmente alle spedizioni e all'amministrazione. Forte presenza di addetti alla sicurezza e di numerosi civili. Wow, stiamo molto attenti. Abbiamo riservato ancora un po' di istinto, abbiamo sempre le nostre care Silver Baler, quindi possiamo ritenerci soddisfatti. Allora, vediamo un po', dobbiamo. Ah, siamo forse arrivati al piano principale. Perfetto. Attenzione. Oh. Attenzione, una guardia davanti a noi. Vediamo quello che riesce a fare. Ah, ecco il nostro obiettivo. Infiltrati nel complesso. Ah, finalmente un po' di luce. Ah, dopo mesi e mesi nell'ombra, finalmente fu. Cazzo.
TRG, wow, fucile di precisione, questo potrebbe essere molto molto figo, addirittura è il silenziatore. Allora, vediamo un po' dov'è l'entrata. Deve essere a circa 500 metri dalla nostra posizione. Vediamo un po' cosa c'è da questa parte. Queste scale mi invitano, vediamo un po', ci deve essere qualcosa di importante. Munizioni, diamo un'occhiata, c'è qualcos'altro? Barra spaziatrice per scendere. Ah, di qua abbiamo la possibilità di analizzare la nostra situazione. Allora, vediamo un po', ci sono ben... Ah, diamo un'occhiata con il nostro fucile di precisione. Ok, ci sono una, due, ben 4 guardie, molto bene, quindi sul ponte. Attenzione, maledizione, c'è qualche dannato che continua a fare avanti e indietro. Questo dobbiamo strozzarlo, ragazzi, ed eliminarlo. Allora, a quanto pare l'unica via per accedere alla Dexter Industries deve essere questo ponte, perché non ne vedo altre. Dobbiamo far fuori tutte le 4 guardie che ritroviamo davanti. Allora, vediamo un po' dove si ritrova il nostro caro amico. Eccolo lì, con le nostre Silver Bailer lo possiamo fare secco in un batter d'occhio. Vediamo un po' di essere rapidi e precisi. Perfetto, 4 colpi, anzi 5 colpi in canna. Vediamo un po', ecco il nostro bersaglio. Attendiamo che gli altri si girino. Molto bene, vediamo un po' quello che combinano. Ok, proviamo da questa parte. Facciamo secco quello là dietro. Perfetto. Ok, un ottimo colpo alla testa. Beccato. Vediamo un po'. Eccoli. Base, ho sentito qualcosa. Non ne sono sicuro. Sembrerebbe un po'. Ottimo. Si è capito. Perfetto. Eliminati. Vediamo un po' se ne è rimasto qualcuno. Non si sono accorti di nulla, siamo riusciti a farli secchi e addirittura gettare qualcuno dal ponte con la potenza del proiettile. Ok, vediamo di procedere. Questo fucile da cecchino mi sembra una scelta molto semplice. Vediamo un po' cosa c'è qui intorno. Ah, dall'altra parte ci sono addirittura altri dannati. Possiamo scendere? Vediamo un po'. Con la barra spaziatrice? Forse no. Dannazione. Vediamo un po' cosa c'è da queste parti. Travestimenti, hanno anche delle armi. Attenzione. Guardate un po', deve essere appunto una specie di ponte ferroviario. Vediamo un po' cosa c'è. Ok, eccoci infiltrati all'interno della Dexter Industries, nel complesso. Come hanno detto ci sono dei camionisti, a quanto pare stanno trasportando del materiale. Raggiungi l'atrio principale.